Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ospite l'avete già visto, avete visto anche il titolo, focus sull'agricoltura veneta, l'assessore all'agricoltura, caccia e pesca della Regione Veneto, assessore Giuseppe Pan. Abbiamo parlato nella prima parte appunto del territorio del Veneto, che è un territorio sicuramente dove ci sono degli interessi e anche delle aziende che ci lavorano, sono davvero moltissime, ci sono anche dei problemi, ovviamente bisognerebbe fermarsi per ogni punto un'ora e mezza di trasmissione, ma il tempo purtroppo è tiranno. Allora andiamo a vedere invece l'altro, uno dei problemi che affligge praticamente la gente che è sui colli, che sono questi benedetti o maledetti cinghiali, li chiami come vuole lei. Andiamo a vedere il servizio. Una convivenza forzata, quella tra cinghiali e agricoltori dei Colli Euganei è una questione che ormai si trascina da anni e su cui a gran voce gli addetti ai lavori chiedono di porre rimedio. Negli scorsi mesi avevamo documentato la difficile quotidianità dei produttori del territorio dell'ente Parco Colli. Dove passano i cinghiali contribuiscono al dissesto idrogeologico, provocano frane e smottamenti, in alcuni casi causano incidenti stradali, senza tralasciare i danni ai raccolti che mettono a rischio mesi di duro lavoro degli agricoltori. Da anni è attivo un piano di contenimento tramite i chiusini delle gabbie trappola installate dagli operatori del Parco Colli o mediante abbattimenti diretti ad opera dei selecontrollori cacciatori appositamente formati. Ad inizio settembre, tra l'altro, una sentenza del Consiglio di Stato aveva respinto l'appello di alcune associazioni, dichiarando legittimo il ricorso ai selecontrollori, che ad oggi sono circa un centinaio. Un piano di contenimento insomma mirato, che dal 2013 ad oggi ha permesso di abbattere oltre 7.300 capi, di cui più di 1.500 solo dall'inizio dell'anno. Eppure non è sufficiente, visto che negli ultimi anni la popolazione degli ungulati è cresciuta a dismisura. Per questo gli agricoltori chiedono alle istituzioni di ascoltare il loro grido d'allarme. Allora, assessore Pan, ovviamente gli agricoltori chiedono un aiuto, però nei numeri che abbiamo visto, tanto per capire, mi sembra di aver visto nella tabella, anzi sono sicuro della tabella, 7.500 cinghiali uccisi, 1.500 solo nel 2019, numeri, ma quanti ce ne sono? Avete stimato quanti ce ne sono di questi cinghiali? Perché ho capito che prolificano in maniera impressionante, ma quanti ce ne sono e quanti ce ne saranno ancora nei prossimi anni da abbattere? Volevo fare una premessa prima di arrivare al parco Colli di Padova e dei Colli Euganei. La fauna selvatica in generale nel nostro paese è in aumento proporzionale, quindi uno dei problemi più grandi che noi abbiamo, ma in tutte le regioni, è proprio questo aumento dovuto a molti effetti. Uno degli effetti principali sono i cambiamenti climatici, che significa che molti animali che prima non erano qui adesso sono stanziali nel nostro paese. Giusto per fare qualche nome, abbiamo i cormorani, abbiamo le nutrie, abbiamo il lupo, abbiamo i cinghiali, ma anche i stessi ungulati in generale, quindi sì, però caprioli, un aumento molto importante di caprioli e cervidi, in particolare sulle nostre Alpi, e l'aumento dei boschi in generale, cioè anche dell'abbandono delle montagne ha determinato questo effetto. Tutto questo problema l'abbiamo portato spesso e volentieri sui tavoli della Commissione Politica Agricola, dove io sono presente insieme ai colleghi assessori delle altre regioni. E abbiamo chiesto tutti che questo problema passi attraverso una normativa nazionale differente, perché il proprietario della fauna selvatica, protetta o no, è lo Stato. Quindi lo Stato regola con della legislazione particolare, e fino a adesso lo Stato italiano ha sempre fatto una legislazione che è stata più protettiva che altro della fauna in generale. No? Noi partiamo da una mentalità generale del nostro Stato che è sempre stata una mentalità ambientalista, nel senso di protezione totale delle specie presenti. Ho fatto questa premessa per farle capire che se noi come regioni possiamo intervenire su alcuni aspetti solo tramite dei piani nostri o delle leggi nostre, dei piani di gestione che spesso e volentieri vengono impugnate dalle associazioni ambientaliste e ci vengono bocciate. Non ultima quella dei selecontrollori, che sono cacciatori, attenzione, che fanno dei corsi particolari per poter sparare al cinghiale, perché per sparare al cinghiale non va la signora Maria o il cacciatore normale che va a Tordi o a Merli,
bisogna sparare con la pallottola da guerra, cioè, è giusto per chi ha fatto il militare che ci ascolta, quindi ci vuole la carabina, ci vuole una persona che sappia sparare, che sappia anche come sparare, che significa che si spara dall'alto in basso, perché questa pallottola fa 2 chilometri, quindi sparando, se si spara a caso magari uccidiamo il ciclista o il signore che sta raccogliendo i funghi, quindi c'è anche una responsabilità diretta di queste persone. Noi, esempio, sui colli abbiamo costruito più di 200 postazioni, 200 altane cosiddette, in cui sappiamo che i cinghiali passano sempre attraverso determinati percorsi, ci si aspetta, quindi bisogna prenderli o la mattina presto o alla notte, quindi c'è un lavoro soprattutto nelle ore notturne, perché poi il cinghiale di giorno non lo vedete tanto in giro, perché si muove di notte, e in più abbiamo i chiusini, queste trappole dove vengono pasturati e presi in 7, 8, 10 in base al numero, e poi vengono naturalmente così fucilati sul posto e poi portati via. È chiaro che è anche un lavoro pericoloso per chi lo fa, perché un cinghiale ferito o un cinghiale che appunto ferito che scorazza diventa pericoloso per tutti, e quindi bisogna saperlo abbattere al primo colpo, quindi ci vuole il personale specializzato. Noi li abbiamo specializzati più di mi sembra 6, 7, 800 persone in questa regione, e questa operazione è in collaborazione con le guardie parco o con le polizie provinciali, quindi perché ci vuole tutta una serie di segnalazioni al territorio di questo tipo di caccia. Quindi, perché noi cacciamo non come succede in Ungheria o Romania in mezzo ai boschi, ma cacciamo in ambiente antropizzato dove ci sono tante attività umane, residenze, turisti, ciclisti, cercatori di funghi, signore che girano coi cani, quindi Qualcuno che fa la passeggiata, insomma. quindi bisogna stare molto attenti a cosa si fa. Detto questo, noi avete visto i numeri di abbattimento, che sono numeri importanti, e quest'anno andiamo avanti e stiamo avendo degli ottimi risultati. È chiaro che non dobbiamo mollare. Il problema è a livello nazionale, perché noi dobbiamo cambiare la legge, la 157, abbiamo fatto una richiesta, una questione tecnica, in modo che non si passi più alla fauna protetta, tout court, cioè significa noi non proteggiamo sempre, per carità, nessuno vuole eliminare niente, ma attraverso piani di gestione nazionale. Abbiamo chiesto al Ministro dell'Ambiente, Costa, che si passi anche attraverso l'abbattimento selezionato. Noi non possiamo avere centinaia di migliaia di cormorani che stanno mangiando tutto dentro i nostri fiumi, e nelle nostre valli da pesca non riusciamo più a produrre le orate e i branzini, perché questi qui mangiano 30 kg di pesce al giorno, e non possiamo, siccome sono animali protetti, toccarli. Non possiamo avere 8.000 cervi che scorazzano nelle foreste qui su e che mangiano tutto, e per carità, che belli vedere i cervi, vedere i caprioli, ma non danno più la possibilità alla foresta di rinascere, perché mangiano tutto il novellame, cioè i piccoli alberi vengono tutti distrutti. Non possiamo avere 3 milioni di danni, 4 milioni solo per le lepri che ci mangiano le cose. Una degli animali per equilibrare tutto questo? Sappiamo che l'equilibrio naturale non c'è più. Cioè non c'è più la catena alimentare. Prima o dopo nella vita il nostro Signore ha detto che ci sarà un equilibrio anche lì, insomma, più o meno. Sì, però se fossimo in una giungla selvaggia ci sarebbe il carnivoro e tutta una serie di animali che tengono sotto controllo gli altri. Siccome non esistono più, adesso abbiamo il lupo che fa la sua, ma non basta, è chiaro che poi lì ci sono altri problemi di convivenza con gli allevatori. Il lupo magari invece di mangiare il cinghiale si mangia l'agnello, e quindi o le galline. E tutto quello che gli va dietro. È l'unica maniera che, come fanno tanti altri stati europei, che pur sono in questa comunità europea, come la Francia, l'Austria, la Svizzera, non la Svizzera non è, ma la Croazia e la Slovenia, vengono fatti dei piani di abbattimento. Ad esempio, in Slovenia abbattono 200 orsi all'anno. Se lo facessimo qui da noi, salvati popolo, ci sarebbe la rivoluzione sociale. In Austria abbattono i lupi e abbattono i cervi con dei piani di gestione programmati. Noi riusciamo a avere dei piani di gestione con la caccia per quanto riguarda il cervo, il camoscio e il capriolo, e abbiamo chiesto, e io ho fatto il piano di gestione dei cinghiali, l'unica regione in Italia con un piano di gestione che non è stato impugnato dalle associazioni ambientaliste o dallo Stato,
e quindi è passato, e quindi abbiamo questi numeri di abbattimento, ma le ricordo che una regione come il Lazio o la Liguria hanno i cinghiali che arrivano in centro a mangiare nei cassonetti. Noi fortunatamente questo non lo abbiamo ancora visto, però solo attraverso dei piani di abbattimento selezionati annui con dei numeri certi. Ad esempio noi dovremmo arrivare a avere 20.000 abbattimenti all'anno di cinghiali. Lei dirà, ma quanti sono? Questo le chiedo. Ricordo che un cinghiale è come un maiale e si riproduce 2 volte all'anno, e una cucciolata può essere dai 10, 12, 15, quindi se gli va bene, cioè abbiamo 2 riproduzioni all'anno, lei faccia conto, per cui noi puntiamo molto sull'abbattimento delle femmine, perché magari un tempo invece si premiava l'abbattimento dei maschi e si lasciava la femmina per avere la riproduzione, no? Invece noi, ad esempio sul Parco Colli, puntiamo soprattutto all'abbattimento delle femmine, perché una volta abbattute le femmine... Come si fa a vedere in un cinghiale dalla femmina al maschio? Che Si la vede conoscere? benissimo, Sì, io non la penso conosco. sia è anche la grossezza stessa, sì, certo. e anche la forma, quindi i cacciatori sono ben addestrati in questo. È chiaro che l'abbattimento continuo di maschi, ma soprattutto di femmine, riduce la popolazione e quindi si tiene un equilibrio. Se lei mi dice eliminiamo tutti, io gli dico no, non riusciamo a eliminare il problema di nessun tipo di fauna, non sarebbe neanche giusto. Non possiamo abbattere tutti i lupi, tutti i cinghiali, tutti certo, i cervi. ma perlomeno limitarne i danni, insomma, di questi. La limitazione passa solo attraverso dei piani di gestione ben definiti, e quindi una volta che noi abbiamo definito questo e continuiamo nella selezione, adesso noi siamo qui a Padova e puntiamo molto sui colli euganei e sul problema, ma io ho i problemi sul Baldo, ad esempio, dove stiamo facendo un'ottima operazione. Adesso faremo un'operazione sull'altopiano di Asiago, dove abbiamo i pascoli devastati dai cinghiali, anche lì. Cioè abbiamo i cinghiali dappertutto, non è solo qui. Ma come mai, Assessore Pan, la storia dei cinghiali è venuta fuori negli ultimi anni? Io ricordo bambino, non ho mai sentito. Io nei colli sentivo il lupo, ma i cinghiali non li ho mai sentiti. Quello che le posso dire poi è che poi i cinghiali sono stati portati qui probabilmente da alcuni cacciatori, dicono, o alcuni dicono che sono stati portati da alcuni allevatori. Quella nutria come è arrivata qui. Adesso abbiamo nutrie in ogni canale. Allevatori che si usavano questi animali per fare la paliccia del castorino, si ricorda che andava di moda, certo, qualche decennio fa. Passata la moda si sono trovati le gabbie piene, hanno aperto le gabbie e sono andati dappertutto. Adesso chi è che li ferma? Anche lì abbattimento continuo, eccetera. Però se lei mi chiede eliminiamole tutte, penso che ormai fanno parte del nostro territorio, come i siluri all'interno dei fiumi. Sono arrivati qui portati probabilmente dai paesi dell'est, e lei mi dice prendiamoli tutti. È impossibile, ormai sono parte della nostra fauna, no? I cormorani, quando era lei piccolo, ne vedeva qualcuno? No, assolutamente Gli aironi, lei li aveva mai visti da piccolo? Qui adesso sono parte di ogni campo c'è un airone, ogni fosso c'è un airone, che tra l'altro bellissimo uccello, protetto, simbolo di tutto l'ambientalismo che sappiamo, ma sta distruggendo tutte le rane, non abbiamo più una rana dentro un fosso, ad esempio, cioè, giusto per farci capire cosa sta succedendo. Equilibri che non ci sono più. Ma senta, ma questi cacciatori che hanno questo compito vengono pagati, hanno un contributo da parte della regione? Questi cacciatori naturalmente vengono ripagati una professione, con una parte della carne del cinghiale che viene abbattuta. Perché le spiego un po' cosa succede. Dice lei, abbattiamo il cinghiale, ok. Ma io abbatto un tordo, lo perdo in mezzo alla foresta, amen, la natura fa la sua parte, ma non è che si possa lasciare morto un cinghiale da 1,5 quintali in giro per i campi, no? Quindi appena ucciso un cinghiale va eviscerato, deve essere subito immediatamente asportate tutte le parti molli interne perché sono pericolose per la carne, quindi raccolte le viscere, messe in sacchi, quindi le spiego, c'è l'addetto che fa questo. Beh, le spiego, allora, facciamo così, però deve essere portato, mi sembra, a Solesino in un centro apposito. Sì, poi adesso le spiego un po' tutto. Perché dice, allora, non è solo l'uccisione, poi c'è tutta la parte dietro, significa l'evisceramento, poi c'è il veterinario che viene a controllare il cinghiale, perché viene controllato, perché la carne di cinghiale può essere pericolosa per la salute umana, perché c'è una malattia, non mi ricordo, che può essere mortale.
e quindi se è ammalato viene mandato all'inceneritore, se è buona la carne viene portata a un macello che è quello di Solesino, ad esempio per Padova, ma a Verona c'è il suo, Ognuno il suo, ognuno sì. il suo, e quindi deve essere portato lì. Se d'estate l'abbattimento avviene nelle ore troppo calde, deve esserci il frigo subito pronto, il camion frigo carica le carcasse, vengono portate al macello, il macello lavora la carne, poi la carne viene venduta nei circuiti naturalmente per fare salsicce e tutte quelle robe lì. E quindi vede che non è proprio un'operazione semplice da mettere giù, perché la persona si dice ma ammazzateli tutti, sì, ma noi abbiamo un quantitativo giorno perché poi il macello deve lavorare, i camion devono lavorare, i veterinari devono lavorare, tutti quelli che devono... È chiaro che c'è un circuito che deve C'è una essere filiera rispettato, che deve essere rispettata, quindi bisogna far capire al telespettatore che non è come prendere una lepre e un fagiano che si spenna a casa, è una bel bestione, è come ammazzare un maiale in casa come una volta. certo. Ecco. E quindi vengono, la domanda che non ho avuto la risposta, questi Una parte della carne del cinghiale battuto viene data come riconoscimento. Vabbè, ma se uno uccide, no, faccio un esempio, un tot di cinghiali e mica avrà tutto... No, c'è una determinata quota che loro hanno. Poi loro la venderanno ovviamente al macellaio. Ma loro insomma. fanno le loro cene, ma sono tutti volontari, quindi non è che vengano una parte come riconoscimento, anche perché poi c'è la spesa del fucile, del cartuccio, c'è tutta una serie di cose. Ovvio, perché al di là che viene diventa data una passione, parco. però... senta, è la caccia a cinghiale aperta tutto l'anno oppure è anche questa... Sì, nel piano di gestione regionale è tutto l'anno, noi il piano di gestione di abbattimenti, sì, altrimenti non avrebbe senso, perché sennò... perché è anche all'interno della stagione venatoria che va da settembre a febbraio e quindi anche i cacciatori normali, se fanno il loro corso, possono fare questo, però i sele controllori, che sono quelle persone che noi abbiamo l'elenco specializzato e che operano insieme alle polizie e ai guardiaparco tutto l'anno. L'ultima per quanto riguarda i cinghiali, e gli agricoltori, cioè praticamente gli abitanti della zona dei colli, quelli che hanno anche ovviamente le aziende agricole, tanto, sono soddisfatti di questa operazione che fa la regione per uccidere, oppure dicono no, state facendo ancora poco? No, beh, è chiaro che se uno si trova il vigneto mangiato dal cinghiale difficilmente dirà che siamo stati bravi. Diciamo che però rispetto a anni fa le cose sono molto cambiate. Ricordo che poi ci sono tutta una serie di indennizzi in base ai danni da fauna selvatica che noi diamo agli agricoltori. Però con gli agricoltori abbiamo fatto un accordo, ad esempio sul parco, adesso c'è la nuova governance del parco, c'è un nuovo prima avevamo un commissario regionale, adesso c'è presidente che è il sindaco di Cervarese e c'è una giunta del parco che andranno avanti nelle operazioni e io ho voluto che ci fossero all'interno della giunta del parco anche i rappresentanti dei coltivatori, degli agricoltori. C'è un rappresentante anche del Parco Colli che ha il compito stesso di portare avanti queste azioni. Anche il Parco Colli sarebbe un parco un po' da studiarci sopra, perché ci sono molte lamentele anche per quanto riguarda il Parco Colli Ugani, che le cose non funzionano molto bene, insomma c'è stato più di qualcuno. Guardi, noi l'abbiamo commissariati tutti i parchi regionali appunto perché c'era qualcosa che non andava nelle governance. Adesso le abbiamo rifatte, abbiamo dato ai territori, cioè ai rappresentanti del territorio, quindi ai sindaci, ai rappresentanti degli agricoltori, ai rappresentanti voluti dalle amministrazioni all'interno del parco, la possibilità di autoregolamentarsi. Quindi adesso la palla è in mano a loro. Però appena iniziato, quindi sarà da vedere. È da un mese, quindi lasciamoli lavorare. Prima, io ho molta fiducia perché sono delle persone molto brave. Ma vedrai, perché anche lì il Parco Colli Ugani insomma è messo male, se continua così spariranno tutti. Ma non è vero, poi non è vero, non sparisce niente. Se ci sono delle cose da migliorare si fanno. È chiaro che se uno vuole costruire all'interno di un parco un'abitazione, un albergo, eccetera, siamo un parco naturale, deve trovare, ci sono delle regole da rispettare, quindi magari alcuni non vogliono rispettarle. E vogliono fare tutto. Va bene, abbiamo capito, è stato molto chiaro, Assessore. Allora ci prendiamo un attimino di respiro, andiamo in pubblicità, poi parleremo del vino nel Veneto, come diceva prima l'Assessore, qualità di vino straordinari. A tra poco.